Siamo con Lucio Fassetta, che è il presidente del Centro Micologico Friulano, che sta sfogliando questo libro. Che libro si tratta? Questo è un bellissimo testo del professor Riccardo Mazza di Milano, che è uno dei migliori, direi, approfondimenti e divulgazioni in materia di micotossicologia, cioè i problemi dell'identificazione, della cura e delle sindromi dei funghi che hanno tossicità più o meno grave. Ecco, quali consigli diamo ai nostri lettori nel caso in cui appunto siano appassionati di funghi e vogliono cercare funghi e raccoglierli, visto che siamo in stagione? La prima considerazione è che non possono raccogliere, almeno in Friuli, funghi se non sono muniti di patentino che si ottiene dopo aver fatto un corso e presso gli istituti che sono abilitati a dare le lezioni e dopo aver superato un esame apposito presso la ASL attraverso i micologi pubblici. Altrimenti si rischia una multa. È una multa piuttosto severa che supera anche per le ipotesi più gravi il centinaio di euro e il sequestro, la confisca, anzi meglio, di tutto il prodotto che si è preso. Ecco, consigli invece per cercare di distinguere per quanto possibile i funghi velenosi da quelli Purtroppo buoni. bisogna dire che la micologia è una scienza e di continua evoluzione e si hanno delle sorprese, nel senso che funghi, per esempio, che erano considerati squisiti, ottimi commestibili, faccio un esempio, Tricoloma equestre. In Francia è considerato uno dei funghi più buoni, ci si è accorti che è un fungo mortale, dopo aver avuto avvelenamenti mortali, eccetera, eccetera, e molti altri anche. Quante specie esistono? Tantissime, immaginiamo. I funghi in Europa sono decine di migliaia, le specie mortali per fortuna non sono molte, sono alcune decine, quelle sicuramente mortali. Le specie tossiche di tossicità, diciamo, media, bassa e alta, però difficilmente mortali se non si tratta di persone ammalate o di bambini, quelle sì, sono centinaia. E allora cosa diciamo ai nostri lettori di rivolgersi? Il discorso è che bisogna assolutamente affrontare questa materia che è pericolosa, eccetera, attraverso uno studio che si può fare in che modo? Attraverso i gruppi micologici, anche attraverso, uno può essere anche autodidatta, basta che faccia le cose con serietà e approfondimento. Dove vi possono trovare? A Udine noi abbiamo la nostra sede fissa, abbiamo la riunione settimanale dalle 18:30 alle 20 di ogni lunedì alla piazzetta dell'agricoltura, alla ZAU di Udine, zona ZAU. Non so se avete un'idea.